e grazie per la vostra presenza che è molto numerosa come vedo, ecco. Vuol dire che questo appuntamento è molto sentito dalla nostra gente, la gente di Pozzonovo e anche non di Pozzonovo. Ecco, oggi io credo è una giornata importante di festa per me e per tutti voi, credo, ecco, per la nostra comunità e per la comunità proprio più ristretta anche di Capolcastro, perché l'ho vista molto impegnata. Abbiamo visto l'oratorio dall'esterno per ora e vedo che tutti hanno raccolto una bellissima impressione da questi lavori che sono stati realizzati. Fra poco avremo modo di apprezzare anche il suo interno e vedere quanto è stato fatto per riportare questo luogo di preghiera, di devozione al suo splendore originario. L'oratorio è stato realizzato alla fine del Seicento dalla famiglia Polcastro ed è stato consacrato dal vescovo di Padova, attualmente San Gregorio Barbarigo. E la bolla è stata conservata fino ad oggi dalla famiglia Centanini, ultima proprietaria dell'immobile e degli immobili anzi. Ecco, e proprio oggi qui presente fra noi l'avvocato Pietro Centanini, che io ringrazio moltissimo, l'ho ringraziato personalmente ma anche pubblicamente, e ha portato con sé la bolla del vescovo con la quale è stata consacrata la chiesa, che ha consegnato a me. Io poi porterò al nostro parroco perché lui sarà il custode di questo importante documento. Questo è stato un luogo di culto per molti anni da parte della popolazione locale, da parte dei contadini che lavoravano nelle campagne qui intorno, ed è tuttora molto, la gente qua del posto è ancora molto sensibile e legata a questa chiesa. Ancora oggi, nella ricorrenza del 6 agosto, viene celebrata una Santa Messa e l'Associazione Amici di Capolcastro organizza una sagra. L'attaccamento e l'affetto particolare della chiesa e del complesso residenziale lo hanno dimostrato gli abitanti della località e i membri delle associazioni, partecipando anche a parte al restauro per esempio dei banchi, all'addobbo degli interni della chiesa, qualche addobbo esterno, insomma hanno lavorato anche loro perché ci tengono molto. E adesso oggi stanno lavorando anche, come dire, per dare, oltre alla solennità che diamo così anche religiosa, cristiana di questa festa, anche per rendere un momento così conviviale fra di noi, con un bel buffet, un ricco buffet siamo sicuri. Quindi poi vi invito a fermarvi tutti per godere anche di questo, perché la festa è fatta anche di cose, oltre che le cose spirituali, anche di cose a volte così materiali, dove in qualche modo si condividono anche i beni della terra. Ecco, ricordo che il restauro di questo oratorio si è reso possibile grazie alla partecipazione ad un bando GAL, Bassa Padovana, del 2012, nell'ambito di un piano, di un PSR, piano di sviluppo rurale, cui la precedente amministrazione, quella che precedeva, ha partecipato, quindi ha intuito anche questa possibilità, e grazie anche a loro perché hanno dato la possibilità di realizzare questo restauro con un contributo poi di 100.000 euro. E sono presenti qui, ecco, c'è presente il presidente Daniele Toniolo, che è presidente del GAL Bassa Padovana, la dottoressa Margutti, ecco, io lo ringrazio molto anche loro. Ecco, le finalità del bando chiaramente è per la riqualifica del patrimonio rurale, ma è anche una promozione turistica del nostro territorio. Noi abbiamo un territorio bellissimo e con questo intervento, con questa chicca che si è aggiunta alla nostra campagna, al nostro territorio, credo che sarà ancora più apprezzato, e quindi la gente che vorrà passeggiare, camminare, percorrere le strade nostre troveranno anche il ristoro, anche un momento di sosta magari nel futuro, e per chi vuole una preghiera, per una visita a San Gaetano. Ecco, gli architetti Francesca Barusco e Caterina Bottaro sono stati coloro che hanno realizzato la progettazione e poi hanno seguito con passione i lavori quotidianamente, vorrei dire. Grazie molto, molto anche a loro. Ecco. Ha partecipato veramente come responsabile del procedimento, c'era
l'architetto Moretti, anche lui non so se è presente, ma ringrazio anche lui pubblicamente perché anche lui ha messo del suo, insomma, molto del suo. E ripresa per ultima, che non so, anche non l'ho vista, ma Bergamasco, che ha realizzato i lavori proprio con passione. Ecco. Io ho finito, passo la parola ai più esperti di me, che magari evocheranno la storia della cappella che hanno studiato, perché ecco, gli architetti Barusco e Bottaro non solo hanno progettato, ma hanno realizzato una tesi di laurea, la loro tesi di laurea, sull'oratorio di San Gaetano. Ecco, grazie a tutti, buongiorno. Grazie. Buongiorno a tutti. Colgo l'occasione di ringraziare soprattutto le colleghe di tesi, l'architetto Bottaro ma anche l'architetto Elisa Padovan. Siamo nel lontano 2006 dove abbiamo deciso appunto di fare questa tesi di laurea appunto su Villa Centanini e sul suo oratorio. È stato, diciamo, un lavoro molto approfondito, abbiamo fatto una ricerca storica nei vari archivi di Padova, di Venezia, e in pratica sappiamo vita e morte e miracoli su Villa Centanini e anche sul suo oratorio. Diciamo, mentre Villa Centanini ha avuto una serie di vicissitudini e di lavori di restauro anche molto importanti, l'oratorio invece è nato a fine del 1600 ed è rimasto pressoché uguale. Diciamo che l'unico intervento importante è stato fatto all'inizio del Novecento con la famiglia Centanini, che ha eseguito un restauro sulla facciata principale, aggiungendo la scalinata con le due colonnine stile Liberty che ritroviamo nell'ala sinistra della villa, e in più ha fatto un intervento sul pavimento. Infatti internamente il pavimento è realizzato con delle formelle 20 cm x 20 di colore rosso e bianco, con una greca sul perimetro, e queste sono risalenti all'inizio del Novecento. All'interno, diciamo, successivamente c'è stata l'opportunità di usufruire di questi finanziamenti del GAL, e dunque siamo riusciti ad intervenire con un intervento di restauro sull'oratorio. Le condizioni dal 2006 al 2014 erano molto peggiorate, soprattutto perché dal tetto c'erano continue infiltrazioni d'acqua. Con il tempo, essendo un tetto in legno, c'è stato un cedimento strutturale. Dunque le condizioni cominciarono a essere veramente preoccupanti. Probabilmente, adesso non vorrei essere catastrofica, però altri 2 anni sarebbe crollato. Dunque, come dire, l'oggetto del restauro è stato soprattutto la parte strutturale. Il tetto infatti era l'intervento principale di tutta la fase di restauro. All'interno ci sono 5 capriate lignee realizzate appunto con la catena, i 2 pontoni e il monaco, che erano in condizioni abbastanza gravi, soprattutto le 2 centrali a ridosso della finestra a lunetta che voi vedete nella facciata sia in questa ovest che anche in quella est. L'intervento dunque è stato un intervento che ha voluto recuperarle tutte e 5 le catene e le capriate attraverso un recupero di tutte le teste. Se non lo sapete, la testa della capriata è la parte di questo elemento in legno che appoggia sulla muratura. Questo intervento è stato fatto appunto dall'impresa che ha realizzato i lavori, ed è un intervento molto complesso perché bisogna tirare via tutta la parte problematica appunto del legno e sostituirla con della resina previo inserimento di barre in acciaio lunghe circa 1 metro sia nella catena che nel pontone. L'intervento dunque è stato abbastanza complesso ed è stato il primo intervento che è stato realizzato appunto sull'oratorio. Internamente l'oratorio è realizzato con un'unica sala, l'altare è posto di fronte all'accesso che voi vedete nella parete sud, e l'altare è realizzato con del marmo, sia rosso Verona e anche verde, e si trova
nella parte principale insomma c'è la pala d'altare che è realizzato con una tela probabilmente molto antica, probabilmente del 600, che rappresenta San Gaetano, la Madonna e il Bambino. Ecco, sto andando anche giù. Ok, passo la parola alla collega che seguirà il discorso. Allora, grazie a tutti intanto di essere intervenuti così tanti. E niente, oltre al tetto un intervento importante sono state quelle delle facciate, perché penso molti di voi ricorderanno, l'intonaco ormai era veramente cadente, è stato fatiscente. Il lavoro importante che è stato fatto era quello soprattutto di recuperare la parete sud, quella principale, e in particolare c'erano dei tratti pittorici che erano ancora evidenti, quindi abbiamo fatto proprio il restauro della facciata, facendo riaderire questi tratti pittorici, integrando l'intonaco lì dove mancava, con particolare cura perché questa parte è stata eseguita proprio da restauratori esperti. Mentre le rimanenti facciate erano già molte degradate, quindi l'intonaco si toglieva da solo e quindi si è preferito eseguire una nuova intonaco però con tutti i materiali a base naturale, di conseguenza vanno a rispettare quello che è soprattutto a livello storico l'edificio. La parete nord non presentava proprio intonaco, molto probabilmente non vi era mai stato perché naturalmente era la parte che non veniva vista a nessuno, mentre le altre tre facciate davano sulla strada ed erano quelle importanti, quindi anche nel tempo probabilmente si era lasciato indietro quella parte. Dopo interventi diciamo che sono stati fatti è quello appunto degli esterni. Abbiamo cercato un po' di consolidare il basamento eseguendo questo marciapiede tutto attorno e cercando anche un po' così di abbellire quella che è la parte esterna. Sono stati sostituiti anche i serramenti che erano dei serramenti diciamo non proprio consoni all'edificio, che erano vecchi serramenti in alluminio, quindi insomma abbiamo riproposto diciamo questi serramenti in ferro, ma mantenendo quello che sono le inferriate che erano quelle originali, pertanto sono proprio rimaste. Passo la parola. L'ultima cosa che abbiamo fatto sono stati gli impianti, o meglio l'impianto elettrico, attraverso un intervento abbastanza relativamente semplice, però abbiamo dato la possibilità all'oratorio di essere illuminato nelle ore notturne. Esternamente abbiamo messo 4 faretti, 2 nelle facciate est e ovest e 2 sulla facciata principale. Sono faretti molto discreti che comunque non appesantiscono la visione dell'oratorio durante le ore notturne. Internamente invece sono stati posti vicino alle capriate 4 fari, 2 abbastanza potenti, altri 2 invece che vanno ad illuminare la pala d'altare. E questo insomma è stato l'aspetto diciamo impiantistico dell'oratorio. Poi ovviamente essendo una cappella, un piccolo oratorio, non c'è bisogno di altre utenze quali acqua e gas insomma. E, diciamo sono stata veramente molto contenta di collaborare con la mia collega e di riuscire insomma a seguire il mio primo lavoro pubblico, che mi ha portato a una grande soddisfazione perché insomma c'è tanto lavoro dietro da parte di tutte le figure che sono venute a contatto con questo progetto e spero vivamente che abbia portato i risultati a tutta la cittadinanza di Pozzonovo. Ecco, ripasso la parola alla collega che concluderà. Allora, voglio concludere naturalmente ringraziando innanzitutto, come già aveva detto Francesca, siamo veramente molto soddisfatti di essere arrivati a questo punto perché dopo anni, veramente anni di studio che abbiamo fatto attorno a tutto quest'ambito, insomma essere riuscite a partire da qualcosa di teorico come una tesi, a portare a qualcosa di veramente, a realizzare qualcosa
su cui avevamo veramente creduto tanto. Diciamo che è una bella soddisfazione. Naturalmente grazie anche a Elisa Padovan, che è stata la nostra compagna di tesi, architetto, che è stata la nostra compagna di tesi, che però purtroppo non è riuscita a venirci dietro su questa fase. Però tanto lavoro naturalmente è stato fatto anche da lei, per cui è giusto ringraziarla veramente in primis su tutto, perché grazie, se non ci fosse stata Elisa non saremmo arrivate a questo punto, insomma. E dopo naturalmente vogliamo ringraziare l'amministrazione, sia col sindaco Girotto che col sindaco Tognin, perché diciamo grazie a questa collaborazione siamo riuscite a realizzare, insomma, per tutta la cittadinanza, a portare a casa, diciamo, questo finanziamento che è stato fondamentale, perché altrimenti veramente non sarebbe durato ancora tanto, perché quando poi comincia a degradare dai tetti queste costruzioni qua è molto difficile recuperarle. Naturalmente vogliamo ringraziare anche tutti i nostri colleghi, l'architetto Moretti per il comune, dopo l'architetto Bovo per la sicurezza, l'ingegner Voltan per la parte strutturale, dopo l'impresa Bergamasco Costruzioni che ha realizzato appunto l'intervento, le maestranze specializzate delle restauratrici, la Paola Crucianelli, che mi dimentico? E tutti quanti quelli che ci hanno sopportato in questi mesi, perché veramente siamo stati abbastanza presenti. Sì, esatto. E naturalmente al gruppo Capolcastro che ha sistemato poi il resto, insomma, e ha realizzato anche il buffet, ancora delle altre cose nel futuro, insomma. Grazie a tutti intanto. Vi posso... Viva! Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Carissimi, siamo qui riuniti come fratelli della fede per benedire questo luogo di preghiera, questo oratorio. Preghiamo umilmente il Signore perché quanti varcheranno la soglia della casa di Dio per ascoltare la parola e celebrare i divini misteri, seguano con docilità la voce del Cristo che proclama: io sono la porta della vita eterna. Prego. È stata una bella festa, tanta gente ha partecipato, è il segno che la gente del luogo, ma non solo, tiene molto in conto questo ambiente, un ambiente dove una volta vivevano i signori Centanini, prima i Polcastro, e ora è diventato un bene comunale. Adesso c'è un po' di festa, il gruppo Amici di Capolcastro ha organizzato questo bel rinfresco, questo bel buffet, e noi proprio come facciamo la festa, come è previsto, come è giusto fare in queste occasioni.
E adesso si va avanti con la festa vera e propria. Don Ulisse ha detto che il vino è un segno di festa e brindiamo all'oratorio restaurato, alla villa per la parte messa a posto, ringraziamo tutti i presenti e adesso comincia la festa. Evviva! Evviva!